Io ero qui in cortile e ho sentito una gran botta. Presso poco dove c'è il magro dei vigili è andato contro la bicicletta in pieno. L'ha scaraventato lì dove era per terra, la bicicletta è lì, era sulla strada e il furgone è andato in fondo a. È ancora sconvolto Ottavio Dalla Pria, testimone del tragico impatto tra un furgone condotto da un trentenne di San Bonifacio nel Veronese e una bicicletta in sella alla quale sedeva Ramazana Iazi, 72enne, residente a Vicenza. Per il ciclista non c'è stato nulla da fare. Siamo in via Strada Alta, Poianella di Bressanvido. L'anziano stava procedendo verso nord quando è stato travolto da dietro e dal mezzo. È finito sul cofano, sul parabrezza del veicolo per poi venire sbalzato a decine di metri di distanza. Sul posto i sanitari del SUEM che hanno tentato in tutte le maniere di rianimarlo e l'elisoccorso da Verona. Hanno lavorato oltre 40 minuti per cercare di rianimarlo e non c'è stato nulla da fare e hanno fatto un lavoro grandissimo. Ecco, questo è stato un merito, ma purtroppo non sono riusciti. Il terribile sinistro è stato ripreso dalle telecamere della videosorveglianza privata di un'abitazione e le immagini sono state poste sotto sequestro dagli inquirenti per ricostruire l'esatta dinamica. 3 pattuglie della Polizia Locale Nevi hanno regolato il flusso del traffico per diverse ore fino a quando non è stato rimosso il corpo del 72enne ed è stata rimessa in sicurezza la strada. Una strada che, ci dice chi ci vive, è sempre più pericolosa. Terribile, qua bisogna trovare dei provvedimenti perché è impossibile che una strada con limite di 50 all'ora corrono a una velocità. Io vorrei che fosse determinate ore vedere la velocità che passano, tutti. E anche di notte sembrano che gareggiano, sembrano, sì, una cosa di chi sorpassi, di chi rompi, che non lo so per cosa fanno queste cose. Incidenti stradali mortali ce ne sono stati qua? Per gli anni passati ce ne sono stati partendo in fondo alla curva e fino al Capiteo. Tanti morti qua su questa strada.